Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Di nuovo a voi la linea. Grazie cara Sveva, a proposito, buon lavoro anche a te, perdona la cafonaggine di noi ineducati che non ti abbiamo adeguatamente salutato. Confido sempre che lo faccia tu. Io confido sempre, è il tuo ruolo. Sei te che saluti e ringrazi Sveva. Vergogna, 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 vergogna. Lo dico ancora un'altra volta, vergogna. Love me tender, love me dear, baby, I love you. Ecco, un po' di musica così per chiedere scusa, non avendo qua mazzi di fiori da presentare. Detto ciò, era il 1999, Sveva mi ha mandato le faccine, si sta sganasciando dalle risate, a posto siamo. 1999, un bel mattino meneghino in collegio, l'Alba, L'Alba? Sì, MTV che trasmette questo video e questi erano i fatti. Avevi 9 anni, Cioè, non è nel che 1999? A 99? 19 anni, pensavo 89, scusami. E cazzica. Che cazzica. A parte il fatto che nel 1989 MTV credo che non si prendesse, perché No, MTV è arrivata verso la metà degli anni 90. C'era Video Music. C'era Video Music, sì. Video Music. Era l'MTV italiano dove c'era con mia sorella che ha qualche anno più di te, cioè del 78, che registrava addirittura i video musicali. Vi ricorderò, ci doveva avere anche la cassetta con ad esempio Gioconda dell'Elite FIBA, che era meraviglioso, o i video dei Guns, che erano quelli che sono rimasti nel cuore della mia generazione. Ma abbiamo un ospite, quindi torniamo seri. Sì. Poi te lo dico io cosa registravi tu sulle VHS. No, Colpo Grosso non lo registravo. No, un'altra cosa. Vabbè, lo diciamo quando non siamo in fascia protetta, ma... Direte 4. Ah, questo è un intenditore. Detto questo, il nostro... Torniamo con i piedi per terra, anzi, con i piedi un po' umidi, perché andiamo in laguna, andiamo in un posto meraviglioso che è Chioggia, per parlare insieme a Marco Dolfin, che è consigliere regionale ma anche responsabile del Dipartimento Pesca della Lega in quel del Veneto, per parlare del problema delle vongole. Ciao Marco. Buonasera, ciao Lorenzo, buonasera a tutti, ai radioascoltatori e tutti quanti. Grazie dell'invito. Allora Marco, problema vongole, abbiamo avuto il problema delle vongole veraci in quel del Delta del Po. Sembrava che la laguna fosse un po' più, diciamo, baciata dalla fortuna, perché anche il problema del granchio blu c'era, ma non così consistente come quello del Delta del Po. Adesso esce fuori un altro problema, che non è tanto legato, a quanto ho capito, al granchio blu, ma a una serie di fattori importanti: mucillagine, riscaldamento delle acque. Comunque, poco pescato, poca produzione, e i nostri pescatori della vongola sono veramente in difficoltà anche lì. Cosa sta succedendo, Marco? Allora, il problema delle vongole, di
infatti il comparto è in forte agitazione perché i pescatori di mare, in questo caso, perché sono a poche miglia, diciamo così, certo. dalla costa, e soprattutto i cogevo che raggruppano appunto tutte queste realtà, e si ritrovano in forte criticità perché vi è una pesante difficoltà del settore dovuto al fatto problemi climatici, una moria importante e da tutta una serie di molteplici conseguenze, dai fattori, il fatto delle barriere del Mose, che spesso e volentieri se ne è parlato, dalle soffolte, dalle mareggiate, ci ricorderemo il Baia che ha creato non solo, diciamo così, a terra, ma anche in mare un sconquasso, diciamo così, dell'ecosistema biomarino, e tutta una serie di situazioni, mareggiati, inquinamenti dei fiumi, stanno veramente provocando un disastro, diciamo, perché anche con l'aiuto anche da parte degli enti regionali che hanno messo a disposizione dei contributi importanti per riseminare, diciamo così, questi prodotti, le vongole continuano a morire. Dunque vi è veramente una situazione difficile da gestire, un comparto veramente che era un'eccellenza, che era tra l'altro anche ben organizzato con delle quote importanti, alla fine si ritrova praticamente in ginocchio. E nonostante appunto i contributi che possono essere messi a disposizione per cercare di aiutare questa categoria, in questo momento veramente sono in grossa difficoltà. Assolutamente sì, fra parentesi fammi dire, è un settore che è anche abbastanza, rispetto a tanti altri, come quello della vongola verace, che è un altro mestiere ancora, ma è ben organizzato proprio in strutture come i cogevo, quindi consorzi che riescono anche a garantire domanda, offerta, produzione, gestione, cose che non sono parole da poco per il mondo della pesca. E però ha toccato anche un punto importante che secondo me meriterà, Antonino, una riflessione prossima. Adesso poi andiamo a parlare di cose un po' più frivole, ma che è quello delle infrastrutture. Ogni infrastruttura ha i suoi pro e contro. Si parla sempre, ad esempio, dei grandissimi risultati che il Mose porta, ad esempio, nell'acqua alta Venezia, ma giustamente tutto questo poi va a influire in tante altre attività. Io mi ricordo, ad esempio, il problema degli strascicanti, no? E le famose, non so se è stato risolto, me ne sono occupato anch'io, delle bocche, delle uscite per i pescherecci, per cercare di fare di avere dei posti dove potessero uscire anche durante la chiusura del Mose, perché se me rimanevano bloccati o all'esterno della laguna o all'interno della laguna. Non so se la ricordo male, Marco. Comunque tutte tematiche No, naturalmente non sono così. secondarie. Nonostante il progetto faraonico unico al mondo, un'eccellenza, diciamo così, anche di ingegneria a livello internazionale, che dobbiamo comunque ringraziare a prescindere, perché quest'opera qua permette di salvaguardare la laguna e al tempo stesso Venezia e tutto il suo litorale, tutta la gronda lagunare. Il problema qual è? Che queste infrastrutture sono importanti e hanno creato le barriere, le dighe e quant'altro, hanno creato poi anche un cambio delle correnti e hanno scombussolato, diciamo così, anche nei momenti appunto delle mareggiate, che colpiscono magari più una parte che prima non veniva colpita rispetto ad altre. La questione delle bocche, diciamo così, di salvaguardia per le imbarcazioni che entrano e escono, dunque che permettono di aiutare una volta i pescherecci piuttosto che le navi commerciali a uscire dalle 3 bocche di porto, si stanno completando. Era un'opera, a mio modesto parere, che doveva essere fatta per prima, le conche di navigazione dovevano essere fatte per prima, perché è come aver costruito un palazzo senza l'ascensore, senza le scale. Vanno costruite prima le scale e dopo vanno finite, diciamo così, tutta la struttura. Pian piano viene su tutta la struttura. Invece qua prima si è costruito il palazzo e adesso si costruiscono le scale. Stessa identica cosa, sono costruite le paratie del Mose senza le conche di navigazione. E diciamo così, anche se sono arrivate tardi, meglio tardi che mai, si stanno completando e saranno la salvaguardia nei confronti del mondo della pesca e anche del mondo commerciale, del porto di Venezia e quant'altro, permetteranno appunto anche nel momento di alzata delle barriere
l'entrata e l'uscita, e dunque una sicurezza per chi va per mare. Molto bene. Antonino. Carissimo, allora, domenica si Salve. apre, sempre per restare in Veneto, si apre il Vinitaly di Verona. Certo è che la parola chiave di quest'anno è dazi. Zaia stamattina sui giornali diceva: questa sarà l'ora della verità, al Vinitaly vedremo com'è davvero la situazione e se il colpo è arrivato e in che misura. Come la vedi? Ma allora, io credo, è sempre una grande, diciamo così, dimostrazione per quanto riguarda a livello internazionale, esposizione delle nostre eccellenze, tutto il nostro territorio, il palcoscenico, diciamo così, nazionale, dei nostri vini e quant'altro, i nostri prodotti, e non solo il vino. C'è anche l'aspetto dell'olio, che è molto importante, insomma tutti quei prodotti che girano poi attorno all'enogastronomia, che sono eccellenze dei nostri territori di tutta l'Italia, e che sono poi dopo quelli, guarda caso, colpiti in gran parte perché l'esportazione del nostro, parlo del nostro Veneto, ma l'esportazione a livello nazionale, 65 miliardi nel campo a livello americano, è qualcosa veramente di importante. Rischiamo veramente di mettere in croce, in difficoltà, già dovuto prima della pandemia, dopo alla guerra tra Russia e Ucraina, adesso un'altra batosta come questa non possiamo certamente permetterle. Il Made in Italy non può subire questo. Io mi auguro che non ci sia la consapevolezza che bisogna fare qualcosa, ma non dazio contro dazio, perché se andiamo avanti a fare dazi contro dazi diventa veramente una guerra commerciale. Io credo invece che bisogna fare un ragionamento più sereno, tranquillo, sedersi al tavolo con Trump e tutto il sistema americano, per far capire che sarà un boomerang, diciamo così, anche nei confronti dell'economia americana, perché poi dopo sarà una rialzata del PIL americano, e a sua volta anche nell'ambito lavorativo ci saranno delle ripercussioni importanti nell'economia americana. Dunque non giova a nessuno la questione di dazi. Io mi auguro che dal Vinitaly parti un messaggio importante, distensivo da una parte, non certamente belligerante, diciamo così, nei confronti dell'America, perché avremmo sbagliato tutto pensare di creare, come von der Leyen invece ha intenzione di fare, dazi contro dazi. Dazi contro dazi non vanno certamente bene, non vanno nella direzione invece di creare un momento di sintesi e di ragionamento generale. Molto bene. Marco, sono pienamente d'accordo con te. Allora, niente, ci aggiorneremo per le problematiche naturalmente della pesca in Veneto, ma ci racconteremo magari anche la prossima settimana come è andato il Vinitaly. Ciao Marco Dolfini. Va bene, grazie. Ciao a tutti, Marco. buon proseguimento, grazie, buona serata a tutti, grazie. Ecco, a proposito, perché non lo dici ai nostri incliti ascoltatori dove sarai tu da domenica in avanti? Dillo. Dove sarò io? Anzi, Allora, io domenica... alla Cruciani, dillo, se il coraggio lo devi dire, se le palle lo devi fare, dillo. Allora lo dirò! Poveri! No, non lo fare. Non hai la possibilità di farlo. No. Detto questo, rullo di tamburi. Olè. Sarò al Vinitaly col Parco Nazionale delle Cinque Terre, perché saremo presenti allo stand di Regione Liguria come Parco Nazionale, perché io ho questo onore, soprattutto onore, anche se è molto impegnativo, di condurre, diciamo, il Parco Nazionale delle Cinque Terre. Quindi naturalmente, essendo un parco che è un parco agricolo, è un parco antropizzato, un parco dove il terrazzamento nasce nei secoli, da un millennio, dal lavoro degli agricoltori, è naturale che ha il suo posto al Vinitaly, perché la narrazione deve essere una narrazione di un parco antropizzato, un parco dell'uomo, un parco che viene sostenuto dall'uomo, viene sostenuto da questi grandissimi agricoltori che con una fatica in mano riescono a non solo mantenere un paesaggio, abbassare il rischio idrogeologico, ma produrre un'eccellenza come il nostro vino bianco principalmente, ma il nostro nettare, lo spirito, che deve essere bevuto quasi in maniera liturgica, perché veramente ha una produzione limitatissima, che è lo Shaketra. Quindi per chi vorrà venirmi a visitare, venirmi a trovare, io sarò presente allo stand di Regione Liguria col Parco Nazionale delle Cinque Terre, e i miei amici produttori, vignaioli, saremo tutti insieme ad aspettarvi per promuovere un territorio veramente fantastico. Ma non solo.
Ma non solo. Le gentili visitatrici, naturalmente Lorenzo si farà tutti i selfie che vorrete con voi, basterà dire io ascolto Radio Libertà. Per le ragazze c'è l'inganno della scarpa, perché Lorenzo vi farà provare la scarpa destra, quindi denudate il vostro piede, ovviamente lavatevelo prima. Se calzerà, voi vincerete il titolo di Miss Parco delle Cinque Terre 2025. Io non so se fai uso di sostanze psicotrope, comunque dopo questa Miss Parco delle Cinque Terre mi mancava, Miss Parco delle Cinque Terre veramente mi mancava. No, il Miss Parco delle Cinque Terre nascerebbe diversamente. Guarda, se lo devo far nascere dovete venire e vi facciamo fare la prova nella costruzione di un muro secco. Cioè vi facciamo provare, se siete capaci siete Miss Cinque Terre, perché la vera anima delle Cinque Terre è proprio da queste persone, uomini e donne, che hanno con le loro mani costruito delle opere d'arte. Veniteci a trovare, ma soprattutto vienimi a trovare te Antonino, perché veramente rimani sbalordito e a bocca aperta. Ma io ci sono già stato, quando vuoi torno. Ok, 18:31 minuti, abbiamo già passato nella parte più intellettuale della trasmissione, quindi io mi eclisso piano piano sullo sfondo di Radio Libertà e ci sentiamo. La prossima, no, afflosciati tua sorella, scusa. Ciao a tutti. Vette altissime. Ciao. Ciao. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16.
A te la linea, Antonino. Grazie Svever, il 1981 quando Mimmo Modugno cantava Viva l'America alle 18:36 minuti e 48 secondi di venerdì 4 di aprile sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 972 di Chilometro Zoom. Marciamo inesorabili verso il 19 di maggio quando toccheremo quota 1000, signore e signori, dovremmo fare un festone. Allora, detto questo, perché viva l'America Web Paesà? Perché adesso parliamo dei dazi, ma prima l'onorevole Rossano Sasso in Qui Parlamento. Vai, Sveva. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. E allora rieccoci sempre sulle magiche onde di Radio Libertà alle 18:41 minuti e 56 secondi. E allora noi adesso andiamo a sentire il presidente di Confartigianato Imprese Veneto Roberto Boschetto sui dazi. Ci siamo detti. Sveva, vai pure. Boschetto, che è il presidente di Confartigianato Imprese Veneto. Presidente, intanto grazie della sua cortesia e del suo tempo e benvenuto qui a Zoom. Senta, io ho tra le mani un comunicato stampa, sempre di appunto Confartigianato Imprese Veneto, che francamente mi mette praticamente paura, perché qui stiamo parlando degli effetti dei dazi americani, effetti che parlano di contrazioni molto gravi. Se penso soltanto il rapporto, ad esempio, del manifatturiero dell'export manifatturiero veneto verso la Germania, che poi va a finire nei prodotti che poi vanno oltreoceano, cioè qui stiamo parlando di una contrazione che rappresenta il 41% della perdita di export dei prodotti della meccanica esportati dal Veneto, e immagino anche tutti i problemi anche come impiego e così via. Allora, l'onda lunga dei dazi di Trump si sta già facendo sentire. Cosa sta succedendo? Ben trovato intanto. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. No, purtroppo siamo passati in questi pochi giorni da un artigianato veneto con il fiato sospeso fino ad arrivare oggi, dove ora il Made in Italy rischia di diventare un Made ma non venduto. Questo è un po' emblematico, perché pone le nostre imprese artigiane venete in una difficoltà catastrofica. Come ben diceva lei, noi già soffriamo nel 2024 di una situazione di mercato europeo in difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la metalmeccanica, l'automotive, piuttosto che tutto il resto, a quello che è il settore moda. Bene, adesso con la situazione americana la crisi è peggiore, quindi abbiamo la crisi non più quasi all'interno del nostro territorio, così come dovrebbe essere l'Europa, ma bensì oltreoceano, ma soprattutto con un alleato. È questo che veramente siamo stupiti. Un alleato che ci ha messo i dazi al 20% su prodotti importantissimi, non solo la metalmeccanica, come dicevo, ma abbiamo anche la gioielleria, l'occhialeria, forniture mediche, dentistiche, ma soprattutto quello che è il settore agroalimentare, prodotto di nicchia eccellente, che l'America ne fa grande uso, perché effettivamente facciamo dei prodotti ottimi, ma che purtroppo quando arriverà nelle tavole degli americani un 20% è veramente molto. Ecco, questa situazione cosa fa sì che da un lato ovviamente anche a livello nazionale il nostro presidente nazionale insomma cercherà di spingere affinché il nostro governo cerchi una unità, una compattezza a livello europeo per dare delle risposte, perché secondo me la strada è innanzitutto quella europea, quindi avere veramente un'Europa compatta, un'Europa che inizi a ragionare in modo diverso su quello che è la propria economia, perché deve pensare a un piano industriale di lavoro unito e non fatto di staterelli come eravamo noi tantissimi anni fa, e così come in qualche modo l'Europa si presenta adesso. Quindi questo riteniamo un fattore importantissimo. Altro fattore importante invece lo chiediamo e lo vediamo indispensabile all'interno del nostro governo, dove chiediamo un accesso
facilitato per quanto riguarda un credito agevolato, dei crediti d'imposta, delle deduzioni fiscali, cioè quindi tutti strumenti che possano aiutare le imprese colpite dai dazi. Seppure dopo i dazi diventa un po' un effetto domino, perché alla fine se c'è l'azienda che produce quel dato prodotto esportabile, a sua volta ha però una ricadenza all'interno del territorio con altre aziende, quindi insomma l'effetto domino senz'altro c'è ed è importante. Ecco, queste sono un po' la situazione e quello che chiediamo. Dall'altro lato noi come associazione cercheremo di aiutare i nostri imprenditori per guardare altrove, quindi a mercati oltre a quello americano, e quindi alla Turchia piuttosto che agli Emirati Arabi. Insomma, abbiamo avuto in questi due paesi un export sul 9,2-3%, quindi insomma abbastanza importante. Ma dall'altro lato soprattutto dobbiamo attrezzare formare i miei colleghi, noi tutti, per corsi, chiamiamoli corsi rapidi, per capire quali possono essere altri mercati e aggredire questi nuovi mercati, insomma. Quindi noi siamo abituati come categoria a rimboccarci le maniche e ad affrontare il futuro e quindi affrontare il mare alto come è in questa situazione. Certo che questa non ci voleva, insomma. È veramente farsi del male ed è veramente, insomma, triste che un paese come l'America, nostro alleato, adesso dove abbiamo basi americane, ma insomma per Padova abbiamo Vicenza qui vicino, insomma dovrebbe essere un alleato, invece questo alleato per quanto riguarda noi, insomma, si dimostra quasi il contrario, insomma. Ecco, infatti io voglio darvi qualche dato sempre dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Veneto. Pensate, nel 2024 già le cose non andavano tanto bene perché le esportazioni verso gli Stati Uniti hanno subito una flessione del 4,1%. E poi ancora il presidente appunto diceva di Vicenza, le province di Vicenza, Treviso, Padova sono leader in Veneto per l'export verso gli Stati Uniti, rispettivamente con 35%, 18,8% e 17%. Ma attenzione, se le esportazioni venete verso gli USA pesano per il 9,2% sul totale, incidenze più elevate si riscontrano per Belluno 18,6%, Venezia 9,8%, Vicenza 9,7%. Allora non è che vi stiamo dando i numeri da giocare per il lotto al sabato, vi stiamo dicendo un'altra cosa. Dietro questi numeri c'è tutto un giro di fatturato, lavoro, tasse che vengono pagate allo Stato e sostanzialmente PIL e sviluppo che andranno a perdersi a causa di questa manovra, di questa decisione presa da Trump. E in particolare appunto lei diceva espandersi verso la Turchia. Certo, uno potrebbe obiettare, d'accordo, resta il fatto che non è comunque il grande mercato americano, e poi ci sarebbe un altro mercato in effetti che potrebbe essere a questo punto interessante esplorare, ma bisognerebbe valutare anche le eventuali reazioni da parte di Washington, perché mi sembra che sia un po' il convitato di pietra, la Cina. Come siamo messi con la Cina, Presidente? Anche lì c'è un po' si va da momenti di conflitto a momenti di fratellanza. Bisogna tener conto che nel bene o nel male la Cina rappresenta un importantissimo paese che riceve e quindi dove noi esportiamo e dove purtroppo loro esportano moltissimo in tutti i paesi, quindi anche in Europa e altrettanto in Italia. Però io penso che la strada giusta sia quella di cercare un dialogo compatto e forte da parte del nostro governo, dell'Europa, con tutti i paesi, sperando da un lato che l'America, non so, si riveda o che cambi rotta, perché ritengo che anche all'interno loro non sia così semplice,
perché il palato piuttosto che i prodotti, e quindi andiamo dalle nostre Ferrari a molte altre attrezzature meccaniche, loro le utilizzano, e insomma pagarle un 20% in più non è poco, quindi per carità, ognuno può fare a casa sua quello che vuole, ma io penso che questo sia una cosa assurda che nessun presidente americano fino adesso, almeno per quello che riguarda gli ultimi 20 anni, abbia mai fatto. Quindi speriamo nel rivedersi. Per quanto riguarda gli altri paesi, insomma, ben venga tutto. Ci auguriamo anche che la guerra in Ucraina effettivamente termini e non sia solamente un fatto quasi pubblicitario di dire io voglio il bene di tutti, ma dall'altro lato invece io cerco il bene solo esclusivamente mio. E anche perché questo favorirebbe il ritorno al mercato russo che per l'Italia, ma soprattutto per il Veneto, è sempre stato importantissimo. Quindi insomma ci auguriamo molte cose, ci vuole alla fine solamente buon senso quindi di responsabilità. Io faccio un appello anche a tutte le associazioni di categoria affinché quindi da Confindustria, Confcommercio all'agricoltura e via dicendo, affinché ci sia un tavolo nostro compatto per chiedere quello che io ho detto, perché quello che serve alla piccola impresa serve alla grande piuttosto che al commercio e all'agricoltura stessa. E all'agricoltura stessa, insomma, questo è. Presidente, ecco, lei mi ha letto nel pensiero perché volevo chiederle proprio di Russia e Ucraina. Voglio dire, prima della guerra i prodotti italiani in Russia andavano forte soprattutto per i più abbienti. Dopodiché questo export nei fatti, non dico sia cessato, ma è stato fortemente ridimensionato dalle sanzioni europee e così via. Trump ha detto chiaramente all'Europa: togliete le sanzioni alla Russia, riprendete il commercio e porteremo la pace in Ucraina. Ecco, se queste sanzioni cadessero, diciamo, tra mezz'ora, questo potrebbe essere uno sbocco per quel Made in Italy che altrimenti, come lei ha detto in apertura del nostro colloquio, rischia di diventare Made in venduto? Assolutamente sì, è sempre stato il mercato russo un mercato importante perché piace i nostri prodotti, dalla moda, dall'edilizia, quindi tutte le finiture, piuttosto che l'agroalimentare, piuttosto che le auto. Quindi è un mercato che è sempre stato, prima della guerra, assetato di prodotti italiani di qualità, e il nostro Veneto in particolare era un grande esportatore verso questo paese, e quindi in particolare i miei artigiani. Molte aziende artigiane andavano in Russia ad applicare mosaici, ad applicare quindi prodotti di alta qualità dove sono poche le figure capaci a farle. Ecco, quindi se tornerebbe questo, senz'altro riuscirebbe a dare quel respiro alle imprese artigiane che altrimenti sarebbe quello che ho già detto, quindi un tracollo, sarebbe un disastro vero e proprio. Ecco, un altro gigante di cui si parla in questi giorni, che potrebbe diventare un eventuale sbocco, ma francamente mi chiedo fino a che punto, è un gigante popolato da 1.400 milioni di anime, che però, a differenza della Cina, intanto è una democrazia e secondariamente è destinato a sopravanzare la Cina per popolazione. L'India. Ci può essere spazio per voi in India? L'India è un mercato che secondo noi potrebbe avere importanza. Non è mai stato cavalcato più di tanto, purtroppo, perché si fanno sempre le cose facili, e quindi nel momento in cui c'era un'America piuttosto che altri paesi dove tutto andava a gonfie vele, si è sempre tralasciato paesi dove ci doveva essere un impegno
per entrare. Ovviamente anche l'India sarà per noi motivo di portare i nostri prodotti, le nostre eccellenze, la nostra qualità. Questo, bisogna dire la verità, che rappresenta una cerchia benestante di popolazione. Sappiamo che l'India, insomma, si passa dalle figure che stanno molto bene, come d'altra parte in Cina, a quelle meno. Però, insomma, i nostri prodotti sono fatti per essere usati da chi ha le possibilità, perché in effetti costano molto. Certo. Il nostro mondo artigiano è un mondo di nicchia. Perché? Perché noi non siamo un'industria? Perché è rappresentato da figure che sanno fare un prodotto di nicchia, un prodotto che per insegnarlo a un'altra figura ci vuole molto tempo, in cui questa figura ti sta a fianco e, tra virgolette, copia quello che tu stai facendo. Quindi i costi sono legati alle materie prime, ma soprattutto al saper fare, e il saper fare è legato al tempo, a figure che abbiano la capacità, la preparazione, oggi come oggi, perché è diverso dai tempi dei nostri genitori, che abbia già una base di preparazione culturale e di base di lavoro vero e proprio, dove dopo gli viene insegnato quella che è la maestria nel produrre cose uniche. Senta, ma facciamo un'ipotesi. Se lei in questo momento potesse decidere di partire con una missione commerciale, verso quale paese si indirizzerebbe? Per fare ovviamente gli interessi dei suoi associati. Ma i paesi, secondo me, dovrebbero essere più di uno, quindi non ci dovrebbe essere più la concentrazione. Innanzitutto bisognerebbe fare uno screening di quali paesi possono essere interessati alle nostre eccellenze. Ma, come ripeto, la Russia per prima, ma poi, insomma, tutto il mondo arabo per noi è sempre stato e potrebbe essere maggiormente di interesse, piuttosto che paesi emergenti che abbiamo detto, insomma. Ecco, e a maggior ragione, se lei avesse qui il ministro Giorgetti, no, il ministro dell'economia, chiederebbe a lui un'eventuale cabina di regia proprio per assistere le aziende in questo momento così particolare? E non parlo soltanto di sgravi fiscali, ma parlo appunto di missioni diplomatiche, missioni commerciali, proprio per sostenere le piccole e medie imprese che lei mi insegna sono il nervo della nostra economia. Assolutamente sì. Ad esempio c'è un fondo importante che è il fondo SIMEST, che è un fondo fatto appositamente per agevolare e affiancare le imprese per tutto quello che è il ciclo di espansione all'estero. Ecco, già riattivare dando fondi a questo ente sarebbe importante. Cioè, noi abbiamo bisogno di un aiuto, perché siamo aziende di una certa dimensione, dove il nostro impegno è sempre quello a testa bassa, guardare di produrre eccellenze, e quindi le eccellenze sono di un numero limitato. Ecco, oltre a quello che ho detto che potrebbe fare il Ministero, secondo me sui fondi che già abbiamo dovrebbe ripinguare e metterli effettivamente in moto per affiancare le imprese, insomma, e quindi gli artigiani per quello che riguarda me, inteso chi rappresento, insomma. Molto bene, Presidente, io nel ringraziarla del suo tempo e della sua chiarezza, le vorrei chiedere infine quali saranno ora le vostre prossime mosse. Ma le mosse sono ovviamente per gradi, partendo, perché per quanto mi riguarda io come ruolo regionale è legato ovviamente alla politica regionale e quindi ai nostri rappresentanti politici che siedono a Bruxelles. Quindi questo per quanto riguarda me sarà l'azione, mentre viceversa ieri ero a Roma
in un incontro riservato, molto ristretto, con il presidente nostro nazionale Granelli, per spingere e far sì che lui cerchi di dialogare con la Meloni e quindi con tutta la squadra che le sta vicino per fare quello che le ho detto, insomma, un aiuto immediato e soprattutto un aiuto di relazioni che è fondamentale, perché se prima non si prepara il terreno, ci può essere il bravissimo Boschetto di turno che va in qualsiasi paese, però se prima non c'è il nulla osta di un governo, di uno Stato, di un'Europa, insomma è tutto molto più difficile. Per cui ognuno deve fare la sua parte e nel fare la sua parte io sono convinto che anche questo riusciremo ad affrontarlo e riusciremo a portare a casa come, insomma, per quello che è la nostra natura di artigiani, riuscire a portare a casa la pagnotta e quindi riuscire a sopravvivere per l'ennesima volta ad una catastrofe. È un augurio che facciamo nostro. Grazie Presidente. Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori. Il 5 e 6 aprile, nella Fortezza da Basso di Firenze, si terrà il Congresso Federale della Lega. L'evento inizierà sabato alle ore 14 e domenica alle ore 9. Radio Libertà trasmetterà la diretta con collegamenti, commenti e ascolteremo le vostre opinioni. Partecipa anche tu. Seguilo con noi. Il 5 e 6 aprile, Congresso Federale della Lega. Ascoltiamo l'Italia. Realizziamo le idee. A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, alle 19, 5 minuti e 32 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Chilometro Zoom di oggi, venerdì 4 di aprile 2025. Ma al telefono c'è lui, Ale Musella. Buonasera maestro. Guarda, queste presentazioni qui sono da gladiatore proprio. Scusami, ma in fondo tu al tuo segnale non si scatena l'inferno in galleria, soprattutto parliamoci chiaro, il gallerista che ruolo ha? Allora, oggi volevo parlare di questo perché allora, tu sai che sono anche un curatore, no? Allora, il curatore, non per forza un gallerista è un curatore. Il gallerista di solito si avvale di un curatore, anche di un critico, per cui sono tutte figure presenti all'interno dell'art system. Poi se tu riesci a fare anche tu da solo determinate cose, ci guadagni e comunque
sono però due cose separate. Allora, il gallerista nasce per vendere, per cui può avere una galleria virtuale o una galleria fisica che ha un costo maggiore di gestione e per cui prende una percentuale alta sulla vendita, ok? Però la prende alta proprio in virtù del fatto che creda nell'artista e sia incentivato a venderlo, perché se non vendi l'artista non guadagni. Laddove si chiedono dei soldi per esporre, in galleria che è tua, viene meno questo principio. Certo. Perché? Perché che cazzo me ne frega a me di vendere se tanto mi dai 300-400 euro per esporre a una mostra che faccio, io lo moltiplico per 4 e io mi sono fatto il mio stipendio. E non va bene, non va bene. Allora, il gallerista che ha una galleria fisica dovrebbe salvaguardare e promuovere la sua galleria e i suoi artisti proprio da proporre ai vari collezionisti per vendere. Poi può anche saltuariamente fare delle mostre collettive o ospitare degli artisti che non necessariamente sono nel portafoglio della galleria, perché ci sono i residenziali, chiamiamoli così, quelli che noi ne abbiamo un tot in galleria qua, sia a Dubai che qua a Forte dei Marmi, che sono inseriti nel sito, che vengono pubblicizzati in una certa maniera, e alcuni che invece sono di passaggio. Anche perché alcune volte facciamo un test, vediamo, no? Funzionano o non funzionano, prima di decidere di inserirli definitivamente nel concetto di galleria di promozione. Poi, buona sostanza vorrebbe che il gallerista, siccome noi adesso siamo Forte dei Marmi, io non posso chiedere l'esclusiva a un artista su tutta Italia, perché se non copro tutta Italia, io gli sto tagliando le gambe. Certo. Allora il gallerista dovrebbe essere intelligente e proprio perché ha una galleria io ti dico guarda, contatto il gallerista di Roma, il gallerista di Milano, quello di Napoli, quello di Palermo, quello di Cagliari e gli dico guarda posso fare una mostra da te con un mio artista che poi se ti piace può diventare anche tuo, magari mi rimane attaccato il 5% che è niente, però lo gestisco io a livello italiano, però do la possibilità all'altro gallerista, se gli piace, di venderlo e non è un problema se mi riconosce questo famoso 5% piuttosto che. In questo caso allora io posso ospitare un gallerista di Cagliari o di Roma, perché gli dico se vuoi lo facciamo qui a Forte dei Marmi, se vuoi lo facciamo a Dubai e loro in cambio mi dicono ok va bene, è un circuito che nasce proprio per far vedere maggiormente gli artisti e per poter avere la presenza sul territorio. Questo è quello che dovrebbe fare un gallerista. Fare il curatore è un'altra cosa. Tu puoi fare il curatore di eventi che se non hai una galleria li puoi creare all'interno di luoghi istituzionali che sono sempre molto belli, molto interessanti. In quel caso il curatore va pagato perché sta organizzando fuori una cosa, magari anche la location ha un costo, per cui anche quello è un costo che deve sostenere comunque l'artista sotto quel punto di vista, perché il curatore è un curatore, il gallerista è un altro paio di maniche. Se io dico che sono un gallerista e faccio una mostra a casa mia, in galleria mia, tu non devi pagare niente. Chiaro. Questo è il concetto, altrimenti sei un affittapareti. Però ci sono molti galleristi che hanno la galleria e continuano invece imperterriti a curare degli eventi patrocinati dalla loro galleria in giro per l'Italia. E va bene, lo puoi fare, però tu per far crescere il tuo nome della tua galleria devi iniziare a creare eventi nella tua galleria, altrimenti perché l'hai aperta? 1. 2, è uno scamotage che alcune volte non piace agli artisti, perché tu hai una galleria fisica, non fai mai una mostra a casa tua, però sistematicamente mi dici andiamo a Napoli, andiamo a Roma, andiamo a Viterbo, andiamo a Milano e in quel caso pago. Allora io posso pagare perché magari mi dici ti faccio un catalogo scritto, un cartaceo costa, faccio un'ottima pubblicità, però anche lì se tu lo fai come galleria ti fai pagare come curatore, però fondamentalmente l'artista dal gallerista si aspetta di essere venduto, capito? Va bene divulgato, va bene tutto quello che vuoi, però il gallerista nasce per vendere. Infatti. Invece spesso ci accontentano dei soldi perché dicono andiamo di qua, mi dai 300 euro, 400, che sono soldi che da in parte chiedono a loro
come affitto o come spostamento, però poi dopo se li mettono in tasca. Allora capisci che se io mi metto in tasca di media per ogni evento 3-4 mila euro, magari mi passa anche la voglia di vendere le opere. Beh, è poco ma sicuro, certo. Capisci? Per cui c'è questa situazione, poi dopo non parliamo, poi tu puoi fare il gallerista, hai la tua galleria e fare degli eventi esterni bellissimi, non ho detto che non si può fare, però invece ci sono dei lestofanti. Un'altra cosa molto importante che io dico sistematicamente: signori miei, Art System, il mondo dell'arte è un mondo di lavoro. Per cui a tutti gli artisti dico, signori miei, quando arrivate a vendere in galleria o comunque quando vendete, voi state vendendo un prodotto, per cui va fatturato. E l'ho detto anche l'altra volta, se non lo fatturi, se non c'è una bolla, se non c'è una giustificazione al prezzo, tu stai facendo lobbista, tu vendi al tuo amico, vendi alla signora, ma non puoi parlargli di investimento, perché questo non ha una bolla e non ha neanche un giustificativo di quello che ha pagato, lo compra e magari lo comprerà anche a dei buoni prezzi per tenerselo in casa. L'art system è un'altra cosa. Quando uno entra in galleria poi arrivi a vendere, e come faccio? Ti chiedo la fattura, ma io non ho la partita IVA. Signori miei, è un lavoro, se no continuate a farlo e lo fate benissimo, state a casa vostra, vi piace perché comunque vi sentite bene a disegnare, a colorare, siete magari anche bravissimi, però il lavoro si chiama lavoro, non potete continuare a lavorare in nero, perché questo si chiama nero. In più, quando c'è un gallerista che ti vende le cose e non parla neanche di fattura, questo non è un gallerista, perché anche lui come fa? Allora, c'è gente che apre un'associazione proprio per truffare, perché così l'associazione ha dei diritti, ha dei vantaggi, una cosa e l'altra, passa tutto attraverso l'associazione, per cui non si parla di IVA, non si parla di niente, non si parla... Ragazzi miei, non funziona così. Infatti, non funziona affatto così, direi. E abbiamo bisogno soprattutto di professionisti, perché se no, appunto, la fregatura è sempre dietro l'angolo, c'è poco da fare. Senti, ma mi dici una cosa, ma quelle foto che ti ho mandato, che cosa ne vuoi fare? Allora, pronto, ci sei? Sì. Allora, non so se le stai facendo vedere, o comunque se... No, io nulla ho fatto, te le ho solo mandate e poi non mi hai detto più nulla, quindi cosa vorresti fare? Allora, a me piacciono molto e poi perché comunque il tuo modo di fotografare è un modo molto realista e come diario di viaggio, che è una cosa che a me piace particolarmente. Perché? Perché comunque contestualizzano. Il tuo è tra la foto d'arte quando è in bianco e nero, che comunque racconta, diventa sempre più come si dice, la foto in bianco e nero ti dà la possibilità di interpretare i colori, perché non essendoci colore tu ricordi un ambiente che può diventare tuo perché i colori te li metti tu, un po' come quando leggi il libro, no? Un conto è vedere il film e vedi la faccia del protagonista, un conto invece è leggere un libro, la faccia del protagonista te la fai tu. Per cui quello che io leggo nella sua fotografia è proprio quella, poi soprattutto quello che mi è passato in bianco e nero, è la bellezza della riconoscibilità dei luoghi, che però possono essere per una padana, come possono essere le pampas, come possono essere, perché poi alcuni ruoli e alcuni luoghi si assomigliano, però questo tipo di freschezza di fotografia ti dà la possibilità di farla tua. Per cui magari uno ci rivede la Polonia, uno ci rivede la Romania, i boschi della Romania, uno ci vede la pianura padana e l'altro ci vede. Per cui questo è una cosa che mi piace molto e che ritorna anche nel concetto pittorico che c'era prima della fotografia. I pittori prima raccontavano, ti facevano capire che cosa succedeva attraverso il loro pennello. Le tue fotografie mi riportano a questo. Guarda, è una cosa stupenda perché io francamente non avrei mai pensato di poter fare delle cose del genere. Sì, l'idea è quella comunque del racconto, anche e soprattutto del racconto di viaggio. Ti confesso che un tipo di letture che molto spesso prediligo sono appunto i racconti di viaggio e proprio per questo cerco di fare anche una fotografia di viaggio. Fotografia di viaggio che poi diventa questo, cioè io sono andato
da una parte e ho visto queste cose. Avendo visto queste cose, le racconto col bianco e nero perché vanno fuori dal tempo, in modo tale che tu ti puoi concentrare più sulla cosa in sé che non sul resto. Almeno io la vedo così. No, va benissimo. E poi ti ripeto, ho appena 2 settimane fa ho presentato una mostra di un'artista contemporanea che però dipinge ancora come arte moderna, per cui è ancora capace di dipingere, no? E questo mi è piaciuto molto. Non è molto nelle mie corde, perché io sono molto più contemporaneo, però apprezzo, e anche in quel caso è un diario di viaggio. È un diario di viaggio che è narrare l'artista, perché tu racconti te stesso, però l'immagine e la fotografia lascia libertà a chi guarda di farla sua, e questo è importantissimo. È vero, è così. E aggiungerei anche un'altra cosa. Le foto in bianco e nero che ti ho mandato sono fatte con la Leica, con l'obiettivo quello 50 mm, ma altre invece io le faccio con la reflex, la pratica, e lì uso volutamente il grandangolo, come fa Berengo Gardin, che ha sempre detto che l'unica fotografia, l'unico tipo di obiettivo per andare a fotografare in giro è il grandangolo, perché alla fine della fiera tu devi raccontare tutto quello che vedi. E in un certo senso, se tu ci fai caso, il grandangolo è un po' il narratore onnisciente, mentre invece il 50 mm è più o meno come come si dice, come l'occhio umano, quindi lì c'è una tua visione personale. Il grandangolo, proprio per il fatto di cogliere la più ampia parte di quello che inquadra, secondo me è un po' astrazione anche dall'immagine che stai mostrando, ma non vorrei dire una fesseria. No, concordo pienamente. Quindi, vabbè, senti, facciamo una mostra a sto punto e te frega. Ma guarda che tu ridi, cioè, lo sai che io sono comunque, la possiamo organizzare a Milano tranquillamente, perché a me comunque l'idea piace, anche perché, ti ripeto, lo sento molto nelle mie corde sotto questo punto di vista, soprattutto quando racconto questo genere di impatto, perché la fotografia deve emozionare, deve ricordare, deve smuovere ricordi, e deve essere atemporale, proprio perché la foto in bianco e nero è quella che ti racconta un'immagine che potrebbe essere ricollocata anche 200 anni fa. Sì, è vero, è vero. Anche quando fotografa cose moderne o contemporanee, perché va fuori dal tempo. Perché gli dai un sapore diverso. Sì, decisamente. Decisamente, che meraviglia. Senti, che stai facendo di bello per ora in galleria? Allora, oggi devo dire, vabbè, adesso lo dico scherzando, mio padre mi ha sempre detto: impara l'arte e mettila da parte, per cui io conosco il calcio, conosco la politica, conosco l'economia, però conoscerla non vuol dire che ci voglio, cioè, non è un mio argomento primario, ok? Adesso ho avuto un artista in galleria per 2 ore che mi ha fatto 2 palle così con l'economia, con la politica. Sai, proprio quando ci dici, ma parliamo di arte, di bello, Mamma poi mia. Bene, sono contento anch'io di conoscere o di venire in contatto con determinate cose. Però, vabbè, questo, scusate, è uno sfogo che ho fatto io adesso. Proprio, infatti non vedevo l'ora che mi chiamaste, perché almeno sono riuscito a liberare. Poi, allora, l'importuno si è tolto di mezzo. Detto questo, invece, è un periodo in cui, ecco, un'altra cosa, riagganciandoci al discorso del gallerista, sono stato a Milano, dove abbiamo un socio, un partner che è Giorgetti Arredamenti di Estremo Lusso, per cui torno ancora con la mia memoria ai miei 10 anni di architettura fatti in Arabia Saudita. Architettura, design, arredo e arte sono cugini, ok? Non sono fratelli, ma sono cugini. Per cui sono andato a installare, a portare delle opere in via della Spiga, sono un palazzo di 3 piani, perché adesso c'è il salone del mobile. Devo dire che l'arte oggi, al di là dell'arte dell'investimento, deve essere giustamente collocata negli ambienti. Per cui oggi c'è sempre più chi compra perché gli piace e meno
per l'investimento. E questo devo dire che mi trova abbastanza d'accordo, perché io tra quello che compra un quadro e se lo mette nel caveau sperando che cresca, è un po' come quando compri l'orologio e dici no, era da collezione, non lo metto su, ve lo lascio in cassaforte. Che senso ha? Cioè, l'arte è bella perché la vedi, perché la vivi. Per cui questa fascia alta di gamma di persone che comprano per poi chiederti dove posizionarlo e per cui ti chiedono anche una consulenza di interior, mi piace molto, perché allora riesci a collocarla e a dare il giusto spazio e la giusta vita al pezzo d'arte, che invece in un caveau andrebbe a morire. Certo, chiaramente. Senti, l'artista della settimana? L'artista della settimana, non so se te l'ho detto l'altro giorno, abbiamo ripreso 2 pezzi di Mito Rai. Mito Rai ha un suo fascino. Quando parli della sua scultura, lui marmo e bronzo sono i 2 materiali principi per la scultura. Ricordatevi che il marmo si scolpisce, il bronzo no, per cui il bronzo comunque devi avere a che fare con la cera persa, con una tecnica particolare, con delle fonderie. Qui a Pietrasanta e a Versilia bronzo e marmo lo fanno da padroni. Devo dire che tutte le volte che ho un suo pezzo tra le mani mi emoziono, anche perché poi lui ha viaggiato tantissimo nella sua vita, per poi dopo rimanere affascinato da antica Grecia, per cui le sue sculture ricordano l'ellenicità e per cui ci riportano immediatamente a un concetto di cultura e di storia e di arte che per noi è normale. Quando vediamo una scultura in bronzo che riprende Hermes o comunque un volto, per noi è arte già di per sé, soprattutto poi se fatto in bronzo e in marmo. E poi mi piace molto il suo concetto degli angeli caduti. Tutte le sue opere sono spezzettate perché noi stiamo perdendo pezzi della nostra cultura, della nostra vita e non ce ne accorgiamo. Per cui lui era molto legato al passato, perché nel presente stiamo perdendo pezzi di umanità. È vero, è vero. Stiamo perdendo pezzi di umanità, stiamo perdendo anche, se vogliamo, il senso stesso dell'umanità. E l'arte non fa altro che riverberare in fondo quello che noi siamo. Ale, senti, ma tornando appunto alla galleria, quali devono essere i requisiti del gallerista? Allora, i requisiti del gallerista devono essere, intanto deve avere una conoscenza del mercato e il gallerista in quanto tale, questo è il vantaggio di lavorare con delle gallerie che magari esistono da anni rispetto a quelle nuove che magari sono bellissime e che però hanno meno portafoglio clienti. Perché? Perché una volta, e ancora adesso, il gallerista è quello che non sta fermo, perché la galleria sennò diventa un negozio. Noi abbiamo le persone preposte a stare in negozio, in galleria, ci sono io, perché comunque quando ci sono io dirigendo la galleria do un certo tipo di input anche ai ragazzi che ho qua, per cui io non voglio l'accademico che ti guarda dall'alto in basso o che ti racconta la storiella come se l'avesse letta su un libro. Per me le persone devono essere prese empaticamente e devi capire anche a chi raccontare cosa, non sempre la stessa solfa a tutti quanti. E questo non te lo insegna l'università, questo te lo insegna la vita. Mentre invece il gallerista è quello che deve viaggiare. Io sono andato a Milano, ho incontrato dei collezionisti, vado a Miami, vado a vedere Art Basel, vado e incontro collezionisti. Cioè tu ti devi muovere, il gallerista non può essere fermo. Perché anche qua, a Forza dei Marmi, bellissimo, galleria di 300 metri, lavoriamo soprattutto sull'emozionalità durante l'estate, perché la gente passa, perché passa il mondo a Forza dei Marmi durante l'estate, però io vedo maggiormente l'inverno, perché comunque va bene Forza dei Marmi, ma e poi tu non sei un negozio, il gallerista non è un negozio che aspetta e che devi comprare un paio di mutande, un paio di vestiti, un paio di pantaloni. È una poetica che devi raccontare e comunque devi saperla anche a chi raccontare. Per cui su 3.000 persone che entrano d'estate, ti faccio un numero a caso, quelli interessanti realmente sono forse 30, anche meno. Per cui io non posso aspettare che la gente venga da me, sono io che devo andare a cercare quei 30 per farli diventare 300. Questo è il concetto del gallerista, non si deve fermare. Però il che non vuol dire che deve andare a destra, a sinistra
per affittare dei posti, chiedere l'obolo agli artisti e poi dopo non curarsi delle vendite e non incontrare neanche i collezionisti. Perché il problema è questo, che molte delle persone che organizzano grandi eventi non hanno collezionisti, per cui non sanno neanche a chi proporre le cose. Per cui in questo caso il gallerista, perché uno va in galleria? Perché si presuppone che questo sappia a chi vendere, altrimenti uno se lo fa da solo. Certo, non può che essere così, non può che essere così. Allora Ale, io ti ringrazio molto per questo tuo intervento. Facciamo che ci risentiamo venerdì prossimo stessa ora? Va bene, allora un abbraccio, mi ha fatto piacere anche raccontarti le tue opere, spero che ti abbia fatto piacere la mia interpretazione, però l'ho detto perché ci credo, lo sai che io se no, non è che... per cui mi sono piaciute e è un bellissimo diario di viaggio che trovo estremamente stimolante. Guarda, riempirò un altro rullino nei prossimi giorni e poi vedremo che cosa fare, dai. Va bene. Grazie Ale, come sempre. Grazie a te, un abbraccio. A te. E allora, noi a questo punto, le 19:27 minuti e 48 secondi, ci prendiamo una pausa e poi ascoltiamo Renato Zero con Madame 1976 e torniamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, nomino, cantava l'immenso Renato Zero per i suoi sorcini nel 1976, ma a questo punto io ti direi di preparare lui, perché al venerdì va in onda dopo le 19:30 e chi è? Lo sapete tutti chi è sempre l'implacabile Pierluigi Magnaschi, direttore responsabile di Italia Oggi, con il suo diritto e rovescio. Sveva, se sei pronta, vai pure.
Lo slogan elettorale di Donald Trump, che adesso è diventato anche il programma della sua presidenza, è Make America Great Again, in sigla MAGA, cioè costruisci un'America ancora grande. E in nome di questo programma molto impegnativo, Trump ha varato un aumento dei dazi doganali americani nei confronti di tutto il resto del mondo. L'effetto di questa mega manovra, che avrebbe dovuto arricchire gli Stati Uniti, per il momento e in maniera devastante ha sortito l'effetto esattamente contrario. Infatti la borsa di Wall Street, che rappresenta, non dimentichiamolo, l'anima economica e il carburante degli Stati Uniti d'America, ha perso in un sol giorno più di 2.000 miliardi di capitalizzazione, mentre l'Europa ne ha perso meno di un quarto, cioè 422 miliardi. Per renderci esattamente conto della enormità di queste perdite provocate da Trump, basta ricordare che negli USA si è svalutato in un solo giorno l'equivalente di 57 volte l'importo della ultima manovra italiana, che era stata giudicata lacrime e sangue, mentre in Europa la perdita è stata pari a 12 volte. Insomma, Trump si è comportato come un elefante in una cristalleria. Come un elefante nella cristalleria, signore e signori, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, alle 19:33 minuti e 3 secondi di questo venerdì 4 aprile 2025. Allora, da questo momento il telefono è aperto, 0292947222, se volete essere dei nostri e dire la vostra. Noi ce ne andiamo belli a dare un'occhiata alle agenzie e nel frattempo c'è una notizia battuta dall'ANSA. Media palestinesi riferiscono che in un attacco dell'IDF, le forze di Israele, a Gaza City è stato ucciso Muhammad Hassan Awad, un comandante dell'organizzazione Al-Mujahideen, che ha assassinato Shiri, Ariel e Kfir Bibas mentre erano tenuti in ostaggio nella striscia. Giustizia è fatta. Andiamo avanti con ANSA.it, vediamo l'apertura, la notizia di apertura. Borse e mercati, l'Europa brucia altri 819 miliardi, Powell, probabile che i dazi aumentino l'inflazione. Il dato europeo, dopo i 422 miliardi andati in fumo nella prima seduta post dazi americani, e porta il saldo negativo a oltre 1.241 miliardi in 2 giorni. Piazza Affari crolla, FTSE MIB meno 6,5%, chiudono in rosso Londra e Francoforte a meno 4,95%, Parigi meno 4,26%. I dazi USA, i controdazi della Cina, Trump, ora la Fed riduca i tassi, Meloni, martedì incontro governo categorie. Ancora la Meloni, ragionare della sospensione del Green Deal per il settore automotive. Finalmente qualcuno l'ha detto, io direi pure anche la cancellazione immediata di questo assurdo Green Deal che non ha portato altro che drammi e distruzione nel settore automotive, settore che già era abbastanza in difficoltà di suo. La Premier, tutela legale per polizie e militari, sit-in con scontri al Pantheon, via libera al decreto sicurezza. Vediamo un po' che aggiornamenti abbiamo su questo tema. Sentite cosa scrive l'ANSA. È terminato dopo circa mezz'ora il Consiglio dei Ministri chiamato a esaminare un decreto legge in cui confluisce il disegno di legge sicurezza con i correttivi sui punti su cui ci sono stati dei rilievi da parte del Quirinale. Nel decreto sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri è prevista una specifica tutela legale a favore del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. In altre parole, i nostri agenti di polizia e i nostri militari che dovessero essere indagati o imputati per fatti inerenti al servizio potranno continuare a lavorare e lo Stato sosterrà le loro spese legali fino a un massimo di 10.000 euro per ogni fase del procedimento. Una norma sacrosanta che le nostre forze di polizia aspettano da molto tempo e che è nostro dovere assicurare loro. Così si apprende la Premier Giorgia Meloni parlando nel Consiglio dei Ministri. Sono norme necessarie che non possiamo più rinviare. Ecco perché, d'accordo con Antonio Tajani e Matteo Salvini,
Abbiamo deciso di trasformare il testo del pacchetto sicurezza attualmente all'esame del Parlamento, comprese le migliorie che vi ho appena ricordato, in un decreto legge che quindi sarà immediatamente operativo ed entrerà subito in vigore. Così si apprende la Premier Giorgia Meloni parlando sempre in Consiglio dei Ministri. È una scelta, aggiunge, di cui ci assumiamo la responsabilità, consapevoli del fatto che non potevamo più aspettare e che era prioritario dare risposta ai cittadini e assicurare ai nostri uomini e alle nostre donne in divisa le tutele che meritano. C'è chi l'ha definita scorciatoia, chi addirittura un blitz. Ecco, io penso che non sia nessuna delle due cose, ma semplicemente una scelta che il governo legittimamente ha deciso di prendere per rispettare gli impegni presi coi cittadini e con chi ogni giorno è chiamato a difendere la nostra sicurezza. Nella bozza del decreto sicurezza che è entrata al CDM scompare l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, società partecipate e controllate di dover dare informazioni ai servizi segreti per esigenze di sicurezza nazionale, così come era previsto invece nel disegno di legge già approvato alla Camera, ora all'esame del Parlamento. Resta invece la parte che autorizza gli agenti dell'intelligence a partecipare e dirigere associazioni sovversive e terroristiche e a prendere parte ad associazioni mafiose. Scontri poi tra forze dell'ordine e manifestanti in piazza del Pantheon a Roma contro il decreto sicurezza. Le forze dell'ordine hanno respinto i manifestanti che, scrive ancora l'ANSA, cercavano di forzare il blocco verso Palazzo Chigi dopo aver lanciato delle bottiglie. Il presidio in piazza del Pantheon è stato organizzato dalla rete nazionale No DDL Sicurezza, che ha chiamato a raccolta tutta la società civile, movimenti, partiti, sindacati. Presenti alla manifestazione PD, 5 Stelle, AVS, Più Europa e CGIL. In piazza anche esponenti politici: per il PD Francesco Boccia, Filippo Sensi, Beatrice Lorenzin e il segretario romano Enzo Foschi. Per i 5 Stelle le senatrici Arida Lopreiato, Elisa Pirro, Elena Sironi, Valentina D'Orso. Per Più Europa Riccardo Maggi. Dopo i momenti di tensione con le forze dell'ordine, un gruppo di manifestanti, tra cui molti gruppi di studenti, sta procedendo in corteo dietro il Pantheon in via di Santa Chiara. Al grido di lotta a oltranza contro DDL 1660 e assassini, gli studenti vorrebbero dirigersi verso Largo Chigi. Le forze dell'ordine hanno quindi bloccato il passaggio su Piazza della Minerva. Quanto alle precedenti tensioni, fonti di polizia sottolineano che dopo circa 15 minuti i manifestanti sono stati contenuti solo con gli scudi. La bozza poi del decreto che entra oggi, appunto, che è entrata oggi al Consiglio dei Ministri, osserva l'ANSA, cambia rispetto al disegno di legge che è ora all'esame del Senato. Maggioranza e governo sembrano aver recepito di fatti i punti sui quali il Quirinale aveva fatto dei rilievi e che, secondo quanto si apprende, scontentano non poco la Lega. 1. Prima di tutto, le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi di pubblica utilità, università, società controllate e partecipate, enti di ricerca, non sono appunto più obbligati a collaborare con i servizi di sicurezza e a stipulare convenzioni che obbligano a cedere informazioni e dati anche in deroga alle normative in materia di privacy. 2. Vengono meglio definite le condotte di resistenza anche passiva all'interno delle carceri. Si chiarisce cioè che il reato di rivolta si considera commesso solo in presenza di violazioni di ordini impartiti per il mantenimento di ordine e sicurezza all'interno delle carceri e non invece per qualsiasi altro tipo di ordine. Identiche modifiche sono state introdotte per quanto riguarda il delitto di rivolta all'interno dei centri per il rimpatrio dei migranti, mentre è stata esclusa la configurabilità di questo tipo di reato nei centri d'accoglienza. 3. Per quanto riguarda le proteste contro le opere pubbliche, la norma, prima del rilievo del Quirinale, prevedeva l'applicazione dell'aggravante per impedire la realizzazione di un'opera pubblica o infrastruttura strategica, senza dare indicazioni particolari su tipologia di opera o infrastruttura. Ci si rimetteva in pratica alla discrezionalità del governo, che poteva ritenere un'opera pubblica qualsiasi meritevole di questa particolare protezione. La nuova norma spiega che l'aggravante è limitata alle infrastrutture destinate all'erogazione di energia, servizi di trasporto, telecomunicazioni o altri servizi pubblici. 4. Per i migranti che sbarcano in Italia sarà sufficiente presentare un documento di identità e non più necessariamente il permesso di soggiorno come richiesto nei DDL per ottenere una SIM telefonica. 5.
Nei reati di aggressione o resistenza a pubblico ufficiale, le modifiche al codice penale prevedevano la prevalenza delle circostanze aggravanti sulle attenuanti generiche, che quindi non venivano più considerate. Tale norma era stata considerata dal Quirinale non conforme ai principi di equità del diritto penale. Si è quindi previsto che occorra sempre tener conto anche delle circostanze attenuanti. Tra i punti più contestati del provvedimento c'è la norma sulle donne incinte in carcere. Il DDL, per quanto riguarda la custodia cautelare, prevede l'obbligatorietà e non più la facoltatività dell'esecuzione della misura di custodia presso un istituto di custodia attenuata per madri incinte o minori inferiori a 1 anno. Con la modifica contenuta nella bozza viene data la possibilità al giudice di valutare le preminenti esigenze del minore anche in presenza di una condotta grave della madre. A proposito del Green Deal sulle automobili, sempre la Meloni, sempre sull'ANSA, cosa dice la Presidente del Consiglio? Sono ovviamente preoccupata, è un problema che va risolto. Non ne farei la catastrofe che sto ascoltando in questi giorni, che mi preoccupa paradossalmente più del fatto in sé. Parliamo di un mercato importante, quello USA, che vale circa il 10% della nostra esportazione. Non smetteremo di esportare negli USA, ma attenzione all'allarmismo che sto vedendo in queste ore. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni a margine della visita all'Amerigo Vespucci a Ortona. Il governo è al lavoro, sta facendo uno studio sull'impatto settore per settore. Vedrà la settimana prossima i rappresentanti di tutte le categorie produttive per confrontare le nostre valutazioni con le loro. Ragioniamo insieme per capire quali possano essere le soluzioni a livello italiano, europeo e in una trattativa che va aperta con gli Stati Uniti per cercare soluzioni e arrivare a rimuovere tutti i dazi e non a moltiplicarli, ha aggiunto. In questo momento, ha detto, possiamo fare intanto alcune cose a livello europeo che sono importanti. Forse dovremmo ragionare di sospendere le norme sul Green Deal in tema di automotive, settore colpito dai dazi. C'è una norma poi che si chiama clausola generale di salvaguardia che prevede una deroga al patto di stabilità, ha sottolineato la Premier. Forse dovremmo ragionare su quello. C'è una materia energetica che è fondamentale, ha aggiunto. Bisogna accelerare sulla riforma del mercato elettrico. Sull'energia forse bisogna essere un po' più decisi e coraggiosi. Intanto ragioniamo su che cosa anche noi possiamo fare sfruttando una difficoltà per farla diventare un modo per fare passi avanti importanti in una fase che lo richiede. Così la Meloni, dopo aver visitato l'Amerigo Vespucci nel porto di Ortona. Andiamo a dare un'occhiatina alla BBC, le 19:44 minuti e 6 secondi. Domani avremo Maurizio Giugno al garage dell'Alfista, ci racconterà a me, Alex Cerede e tutti voi dalle 9:35 trattabili in poi, racconterà appunto la sua esperienza di pilota, ma è anche un commissario dell'ACI, ACI storiche, quindi avremo modo di discutere di questo e di molto altro. La BBC apre appunto sul FTSE 100, la borsa di Londra, che ha subito il più pesante crollo giornaliero dall'inizio della pandemia. Poi ancora abbiamo ecco, le male figure poi quando devono venire fuori vengono fuori. Sentite questa: il principe Andrea ogni anno ha mandato delle cartoline di buon compleanno a Xi Jinping. Questo è quello che mamma mia, che figura. Il principe aveva un canale comunicativo con il presidente Xi Jinping, ma questo non è mai stato nascosto. I documenti sono relativi al caso di una spia cinese, tal Yang Tengbo, che è stato bandito dal Regno Unito sulla base di motivazioni di sicurezza nazionale, dopo che il ministro dell'Interno aveva concluso che aveva cercato di esercitare una sua influenza sul duca di York, appunto sul principe Andrea. I documenti di corte a proposito delle presunte attività di Yang nel Regno Unito stanno diventando pubblici dopo una battaglia legale che ha coinvolto la BBC e altre testate per chiedere maggiore trasparenza su questo caso semisegreto. Yang nega tutto questo, nega di aver influenzato il principe Andrea, però certo
uno che era l'eroe della guerra delle Falkland Malvinas, che era andato pure lui a combattere nell'82, chiude la sua esistenza o comunque si avvia a una lunga e amara vecchiaia, non solo più fuori, diciamo, dal novero dei reali, ma per giunta anche con la fama di amico degli spioni. Siamo a posto, siamo. Vabbè, va. Chiudiamola qua. Appuntamento domani alle 9.35 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà, oppure, se preferite, ci troveremo lunedì a parlare di amianto con Fabrizio Protti, presidente dello Sportello Nazionale Amianto, che ha una dura denuncia da fare. E vi assicuro che quello che ascolterete lunedì sarà un vero e proprio scandalo alle 18.35. Grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con gli alunni del Sole, l'IU del 1978, e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.